Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dalla tragedia di Verona, un poliziotto che è stato aggredito da un giovane nordafricano del Mali, un 26enne, è stato aggredito con un coltello e il poliziotto ha sparato, uccidendolo. Risveglio shock quello di oggi per la città di Verona, sconvolta da quanto accaduto all'alba davanti alla stazione dei treni Porta Nuova, dove un 26enne originario del Mali ha perso la vita. Tutto inizia durante la notte, quando il giovane si rende responsabile di una serie di danneggiamenti e violenze. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città infatti lo riprendono intorno alle 5 del mattino, quando, armato di coltello, aggredisce degli agenti della polizia locali impegnati ad effettuare dei rilievi in seguito ad un incidente stradale. Gli operatori sono costretti ad allontanarsi e a chiedere supporto per sfuggire alla furia del 26enne che poco più tardi torna alla stazione ferroviaria. Qui, sempre con il coltello in mano, si scaglia contro un operatore della polizia ferroviaria che, aggredito da posizione ravvicinata, esplode 3 colpi in rapida successione. Uno di questi raggiunge l'uomo al petto. Il poliziotto tenta subito, disperatamente, di rianimarlo, ma pochi minuti dopo il 26enne muore. Il susseguirsi dei fatti e la ricostruzione di quanto accaduto affidata ad un comunicato congiunto di procura e questura. Nel corso della mattinata, davanti alla stazione Porta Nuova, sono arrivati il questore di Verona, Rosario Amato, con il suo vice Girolamo Laquaniti, insieme al comandante della polizia locale Luigi Altamura. Sin da subito gli investigatori hanno escluso che l'accaduto possa essere ricondotto ad una matrice terroristica. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Verona con il pubblico ministero Maria Diletta Schiaffino. Al vaglio della Procura tutte le immagini registrate dalle numerose telecamere presenti in zona. L'indagine potrà quindi avvalersi di riscontri oggettivi che saranno fondamentali per una ricostruzione completa di quanto successo. La stazione ferroviaria resta dunque un punto caldo della città. Solo ieri, infatti, un cittadino marocchino di 39 anni era finito in manette dopo essere stato sorpreso mentre si aggirava nella zona brandendo una spranga di ferro con la quale aveva prima minacciato i ferrovieri, poi cercato di colpire gli agenti della polizia ferroviaria e i militari dell'esercito impegnati nel servizio stazioni sicure. Su quanto accaduto stamane a Verona è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini con un post sui social. Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere, ha scritto il vice premier. Dice Francesca Bozza, sono scoppiate le polemiche per questa dichiarazione del vice premier. Vediamo un titolo di Repubblica: cattivissimo Salvini, l'ultima esultanza porta l'odio oltre i limiti. Il racconto dopo il post del ministro in seguito all'uccisione di un uomo fuori dalla stazione di Verona. In quale paese un leader politico, per cavare i voti dall'intestino di un pezzo di elettorato, arriva a compiacersi per la morte di un essere umano? È uno dei tanti commenti a queste dichiarazioni. Salvini ha ribadito che quest'uomo se l'è cercata, che i poliziotti non potevano che difendersi. Adesso andiamo in diretta ad Anguillara Veneta, un'altra polemica, perché i giornali hanno scritto che Anguillara è la capitale del gioco d'azzardo, ma la sindaca non ci sta ed è in compagnia di Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo Alessandra Buoso, sindaca di Anguillara Veneta, che è proprio qui con noi per ribadire quanto hai detto. Direttore, i dati sono stati estratti da un rapporto realizzato da CGIL Federconsumatori sul gioco d'azzardo online nei comuni fino ai 10.000 abitanti. Anguillara ci rientra, sono poco più di 4.000 se non sbaglio gli abitanti di Anguillara, che nel 2023 avrebbero, perché la sindaca ha più di qualche dubbio, speso, pensate, una cifra record, 13.000 euro, gli abitanti tra i 18 e i 74 anni, nel gioco online, conquistandosi il triste, aggiungo io, primato di capitale veneta del gioco d'azzardo. Lei non ci crede? Ma assolutamente. Noi a Anguillara abbiamo uno dei redditi pro capite più bassi della provincia di Padova, si aggira intorno ai 18.000 euro, quindi facendo due conti, 18.000 meno 13 che si spendono per il gioco d'azzardo, rimarrebbe che gli abitanti di Anguillara vivono con circa 5.000 euro all'anno pro capite, cifra ovviamente irrisoria che farebbe confluire tantissima cittadinanza anche presso i servizi sociali, cosa che assolutamente non è. Per cui ribadisco l'anomalia di questo dato, che ovviamente riportato sì
estratto dal report, il quale ha preso i dati direttamente dall'Agenzia delle Dogane e del Demanio, però non si fa riferimento a quale sia il dato grezzo di partenza, ossia un indirizzo IP, una registrazione ai siti online, una carta di credito, per cui diventa anche difficile darne una spiegazione logica. Ecco, in testa a questa classifica, aggiungo, ci sono altri comuni molto piccoli, un comune del Trentino di 2600, scusate, un comune del Bresciano di 2600 abitanti, Moniga del Garda, il secondo invece è un comune trentino, Cagliano, che ha 2000 abitanti, il quarto è un comune del Messinese, e la sindaca Buoso si è sentita proprio con il primo cittadino di questo comune. Sì, in realtà era un consigliere comunale che mi ha chiamato appunto e stavamo insieme cercando e indagando una possibile spiegazione a questi dati che anche a lui risultano anomali, e soprattutto conoscendo il proprio paese, conoscendo gli abitanti del proprio paese e sapendo che di miliardari con una capacità di spesa Anguillara, pensate, sarebbero in totale 40 milioni di euro spesi appunto per il gioco d'azzardo in totale nel complessivo. Il timore purtroppo è che ci sia la lunga mano della criminalità organizzata, chi usi questo metodo e paesi così piccoli per riciclare il denaro. Assolutamente, perché si tratta solo ed esclusivamente di gioco online da remoto, quindi non fa riferimento a slot machine, a gratta e vinci, a lotto e Enalotto, che sono tipicamente i giochi a cui si possono accedere facilmente anche in paese. Questo qua è solo il gioco da remoto, per cui se fa riferimento a un indirizzo IP sappiamo benissimo che il digitale ti permette di far sapere che sei in un posto e in realtà ti trovi in tutt'altro posto, grazie ovviamente alla tecnologia. Per cui se qualcuno si fosse infiltrato all'interno di una rete domestica, focalizzando l'attenzione su un determinato IP e facendo convogliare tutte le giocate nello stesso indirizzo IP, ovviamente sarebbe l'esplosione delle giocate, appunto per arrivare a giustificare una cifra tale. Insomma, c'è un hacker, lei si è rivolta alle autorità? Noi abbiamo assolutamente evidenziato, anche in accordo con il Comune del Messinese di Sicilia, abbiamo evidenziato questi dati anomali alle autorità giudiziarie, che ovviamente faranno il loro corso e faranno le loro indagini nel merito. Noi ovviamente continueremo a seguire questa vicenda. Direttore, ringrazio Alessandra Buoso, sindaca di Anguillara Veneta, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Rocchi Allende. La linea può tornare allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani da Anguillara Veneta. Vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona. Ha ritrovato il corpo della mamma di Cerea, stop alle ricerche della 66enne di Zimella, la salma della quarantenne congolese che aveva fatto perdere le proprie tracce lunedì scorso, è stata ritrovata ad Occhiobello. Vediamo anche alcune immagini, sempre dall'Arena, dei soccorsi che purtroppo non hanno potuto evitare la morte di questa donna. E purtroppo c'è stata un'altra tragedia, sempre in uno specchio d'acqua, successo ieri pomeriggio a Deserto d'Este, dove una 59enne è annegata in un laghetto. Stanno indagando i carabinieri. Aveva 59 anni Rossella Zanin, stava trascorrendo una domenica pomeriggio tranquilla nell'oasi no stress di Deserto d'Este insieme al compagno. Con il cane, a cui la coppia era molto affezionata e che qui vediamo nei video pubblicati sui social, Rossella si era avvicinata alle vasche artificiali particolarmente cariche d'acqua in questi giorni dopo il maltempo. Cosa sia accaduto nessuno è in grado di saperlo. Di sicuro la donna è finita in acqua rimanendoci per un tempo indefinito. Qui il suo corpo è stato notato da un passante che ha fatto scattare l'allarme. Immediati soccorsi, ma i sanitari del 118, nonostante lunghi minuti di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Una notizia terribile in una giornata di sole, varie le ipotesi sul tavolo degli inquirenti. I carabinieri in queste ore stanno sentendo le persone presenti nell'oasi per capire se la donna possa essere scivolata o se è stata trascinata in acqua dal cane al guinzaglio. Non si esclude neppure l'ipotesi del malore. La procura di Rovigo ha disposto il sequestro della salma. Sul corpo di Rossella Zanin potrebbe essere eseguita l'autopsia. A Treviso la manifestazione di una delegazione dell'Associazione dei Furti in Corso che si è riunita in piazza Aldo Moro per affrontare il problema della sicurezza, incontrare le istituzioni. Forze dell'ordine in campo sarebbe l'ideale.
però ormai siamo disillusi, i costi e via dicendo. Noi chiediamo la sicurezza in qualsiasi modo sia. Personalmente ti dico anche il ripristino della frontiera, che può essere già un buon passo, comunque sicurezza. Polizia, più carabinieri, che ci fossero più pattuglie in giro, sì, perché se ne vedono raramente. Vicini ai cittadini, soprattutto perché è un ambiente fragile, ci sono anziani e lì bisogna trovarci a tavolino a parlare, è un problema piuttosto grande. Villorba, Monastiera, Spresiano, San Biagio di Callalta, Treviso, Roncade, Mogliano. Tanti comuni rappresentati questa mattina in piazza Aldo Moro a Treviso, tanti i cittadini che hanno scelto di aderire a furti in corso, accomunati loro malgrado dall'essere stati vittime di un furto. Tutti dicono che siamo in un'isola felice finché non tocca a se stessi, purtroppo. Gruppo che negli anni è diventato sentinella sul territorio, capace talvolta di mappare gli spostamenti della microcriminalità nella Marca, ma anche luogo in cui condividere un vissuto. E che dà un senso di quello che può valere una comunità per essere più sereni, più tranquilli. Un approccio anche positivo nel proporre qualcosa di più. Vicinanza all'associazione è stata espressa questa mattina anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha mandato un messaggio letto ai presenti. Ma cosa si può cambiare oggi realmente? Si può cambiare quel pezzo che va da dopo l'arresto in poi, ovvero la certezza della pena. Quindi quella è un qualcosa dove dobbiamo batterci, dove tutti i primi cittadini, che già lo fanno con le giornate e con le prefetture, chiedono già da subito un aumento delle forze dell'ordine per la settimana prossima che cambia l'ora e quindi con l'imbrunire andrà a peggiorare ancora di più. E soprattutto spaccare quei famosi muri in cui il cittadino si vede un po' distaccato dall'istituzione e fare tutti insieme il nostro dovere. Soltanto lo scorso weekend la Marca è stata oggetto di una raffica di colpi messi a segno tra Conegliano, Vazzola, Santa Lucia di Piave e San Vendemmiano. Non solo furti in abitazione, ma anche truffi agli anziani e auto rubate. Servizio di Anna De Roberto. E Mario Conte, il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, è andato in trasferta a Vicenza per parlare della grande Vicenza e per dare consigli ai sindaci vicentini. Ovviamente c'è anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Subito la linea a Daniele Garbin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Conferma proprio con me il sindaco Mario Conte, nonché il presidente dell'ANCI nominato da poco, e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Buongiorno. Ecco, come confermo quello che è proprio quello che stavi anticipando, insomma l'ipotesi alle nostre spalle. Ci sono ancora i sindaci che hanno partecipato al progetto La Grande Vicenza, che è un po' la questione che è all'ordine del giorno, soprattutto perché è venuto a presentare la sua esperienza della Grande Treviso, che è partita prima, e quindi ci potrebbero essere dei punti in contatto e magari dare suggerimenti proprio all'Interland e ai comuni che ci sono intorno, vero Mario Conte, che è venuto qui a parlare della Grande Treviso? Sì, ringrazio il sindaco Possamai e tutti i colleghi vicentini perché in Veneto i sindaci condividono le buone pratiche e questa volta siamo venuti a parlare della nostra esperienza della Grande Treviso, che è una rete di comuni che mette insieme Treviso con altri 20 comuni per condividere politiche ambientali, sulla mobilità, sull'urbanistica. Insomma, sono davvero tanti i temi in contatto tra le varie municipalità, e credo che questo possa essere uno schema per il futuro amministrativo, quantomeno a livello su scala regionale ma anche nazionale, che può far bene alle comunità e ai cittadini che le vivono. Ecco, grazie. Noi ricordiamo anche che ci sono tante tematiche che potrebbero essere condivise, per esempio la sicurezza. Noi abbiamo iniziato ieri un'aggressione, per esempio nel quartiere San Lazzaro c'è stato un regolamento di conti, potrebbe essere questa, come magari può essere la polizia locale nei comuni dell'Alto Vicentino che sono consorziati, potrebbe essere questo un tema, o quali sono eventualmente, sindaco, gli argomenti che potrebbero essere condivisi? Noi pensiamo di partire dai temi da cui è partita anche Treviso, cioè la mobilità, in particolare la rete delle piste ciclabili, il sociale, le infrastrutture verdi, perché sono quelle poi che mettono insieme i comuni su cui è possibile fare squadra. A Vicenza si parla da una vita, da tantissimi anni, della Grande Vicenza. Finalmente c'è la possibilità concreta di renderla una realtà
abbiamo voluto trarre spunto e stamattina confrontarci col sindaco di Treviso, il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, perché a Treviso questa attività già funziona, Treviso e Vicenza sono molto simili e per cui per noi può essere davvero un esempio da cui trarre ispirazione. Ecco, direttore, io pensavo chiedere una domanda qual è la parola d'ordine, ma se hai altre domande ho qui gli ospiti e li ripongo. Intanto quale potrebbe essere la parola d'ordine? Ma credo visione, nel senso che qui si esce da una dinamica meramente comunale e si passa ad una logica comunitaria dove i cittadini di Vicenza e dei comuni limitrofi fanno parte di un'unica grande comunità, condividono le stesse esigenze e i sindaci collaborano per dar risposta a quest'unica grande comunità. Grazie. Direttore, sono attese domande, Ecco, se no restituisco la linea. Grazie Daniele, abbiamo già sentito il sindaco Conte sulle casse vuote dei comuni e i tagli soprattutto da parte del governo, tagli recenti. Volevo sentire entrambi, magari partendo prima dal sindaco di Vicenza. Il direttore chiedeva sui tagli ai comuni, ecco, questo è un grosso problema che rivolge, volevo avere un'opinione da entrambi, ecco, se questo pone limiti e come affrontare questo problema dei tagli. È sicuramente un grande tema, nel senso che noi anche quest'anno ovviamente avremo e patiremo i tagli decisi lo scorso anno. L'auspicio, più che l'auspicio, la preghiera nei confronti del governo è di non aggiungere ulteriori tagli, perché sarebbe veramente mortale per i comuni. Già oggi siamo in grandissima difficoltà, perché poi i tagli ai comuni purtroppo si tramutano o in tagli dei servizi cittadini o in aumento delle tasse, perché per come sono oggi i bilanci dei comuni non c'è alternativa e quindi sarebbe sbagliatissima da parte del governo fare ulteriori tagli dopo quelli già pesanti dello scorso anno. Ecco, grazie, la stessa cosa anche a lei. Sì, no, io dico che i sindaci che noi rappresentiamo e che oggi sono anche qui in questa sala insieme a noi sono sindaci che si chiamano virtuosi, nel senso che non hanno mai speso un euro in più di quello che potevano spendere o non hanno mai assunto un dipendente in più di quello che serviva. Però oggi non possiamo essere penalizzati, perché la cultura amministrativa veneta parte dal risparmio e quindi siamo sempre stati molto attenti alle spese. Tagliare a dei comuni che hanno sempre fatto del risparmio un punto cardine della sua amministrazione significa sacrificare i servizi e credo che i nostri cittadini non meritino questo. E quindi noi ci appelliamo davvero al Ministro Giorgetti, che ha dimostrato sensibilità e attenzione nei confronti dei comuni. Siamo consapevoli che stiamo vivendo un periodo economico molto complicato per il nostro Paese, quindi siamo tutti pronti a fare sacrifici, però credo che sacrificare i servizi dei nostri cittadini non sia davvero corretto, soprattutto nel momento in cui i comuni sono sempre stati molto attenti alla spesa pubblica. Ecco, allora con questo io vi auguro buon lavoro a entrambi, veramente in questo momento. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte davvero ai sindaci di due grandi città del Veneto come Treviso e Vicenza. Adesso restiamo sul versante della politica, perché Forza Italia ha inaugurato una nuova sede a Treviso. Per l'occasione è arrivato il coordinatore di Forza Italia, europarlamentare Flavio Tosi, anche perché ci sono stati nuovi ingressi. Andiamo subito da Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, eccolo qua il segretario regionale Flavio Tosi. Allora cominciamo con la nuova sede, i nomi degli entranti: Bruno Pellizzari di San Zenone, Emanuela Parchi consigliere comunale Villorba, Luca Ballan di Vedelago, come Roberto Nicoletti sempre consigliere comunali, Rosi Silvestrini di Asolo, Daniele Gioi di Altivole, ma soprattutto Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Flavio Tosi, insomma, new entry per un percorso che guarda già alle regionali? Sì, sono attuali new entry, altre ce ne saranno nelle prossime settimane, perché l'alleanza che ha fatto Forza Italia a Treviso per le provinciali, dove c'è stata un'alleanza fra Forza Italia e le liste civiche, intanto ha portato un gran risultato, perché il 20% di chi amministra, perché sappiamo che votano gli amministratori, il 20% ha votato Forza Italia e le civiche, e quindi dà un'idea di prospettiva importante. E poi perché appunto fra un anno e mezzo ci saranno le regionali, e il fatto che Forza Italia dimostri costante crescita, perché i numeri dicono che siamo in costante crescita dalle regionali alle politiche europee, andremo sicuramente sopra il 10%, e insomma tutti questi innesti
dimostrano che siamo credibili. Ecco, due domande. La prima, Borsino sulla regione, c'è già un nome oppure i disegni sono più ampi? Allora, per Forza Italia c'è Flavio Tosi perché l'ha detto Antonio Tajani. Per la Lega, non essendoci il terzo mandato, che poi sarebbe il quarto in realtà, non essendoci il terzo mandato, i nomi che fanno in Lega sono di Mario Conte, del bravo sindaco di Treviso, oppure di... È Mario, vero? Se non sbaglio con Giuseppi, giusto? Scusa Mario, scusa moltissimo che sbagliamo con Giuseppi di Roma. No, dicevo Mario Conte, bravissimo sindaco di Treviso, oppure con il coordinatore regionale Alberto Stefani. Fratelli d'Italia hanno anche loro parecchia scelta, perché insomma hanno il coordinatore regionale De Carlo, hanno il senatore Speranzon, hanno il ministro Urso, come esponente civico sostanzialmente, diciamo, della società civile, Matteo Zoppas, della famiglia Zoppas, presidente dell'ICE. Quindi nomi ce ne sono, dopodiché ci sarà una trattativa fra Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che nell'ambito di Veneto, Puglia, Campania, Toscana, città di Verona, città di Venezia e un'altra ventina di capoluoghi di provincia troveranno una quadra complessiva, perché l'accordo non riesce a farlo solo sul Veneto, tant'è che la candidatura al governatore del Veneto, anche quella di Luca Zaia, come quella di Galan prima di lui, vennero decise a Roma, perché quelli sono tavoli nazionali. Ecco, l'altra invece domanda è su quello che è successo ieri a Verona, a Porta Nuova, questo fatto di cronaca, un suo commento anche da ex sindaco. Allora, è chiaro che questo è un fatto a parte, cioè va al di fuori della scala della normalità. Però secondo noi è mesi e mesi che diciamo che Verona è diventata una città insicura e l'epilogo è stato drammatico, non te lo auguri mai, ma è scappato il morto. Per fortuna non c'è stato ferito né un poliziotto né gente che magari passava per caso, perché questo era andato fuori di testa. Ma il punto è che questo dalle 5 della mattina per 2 ore aggredisce la polizia locale, spacca macchine, spacca vetrine e per 2 ore nessuno fa nulla finché poi succede la tragedia. Quindi per questo dico è una città insicura, perché non c'è presidio, perché non può essere che questo per 2 ore abbia in pieno centro fatto qualsiasi cosa. Grazie, se hai domande siamo a te in linea, direttore. Lucio, ti ringrazio, volevo sentire ancora Flavio Tosi sulla questione dei migranti in Albania e sulla decisione della sezione immigrazione del Tribunale Civile di Roma di impedire la permanenza e di farli rientrare in Italia, uno scontro politico senza precedenti tra maggioranza e opposizione con il coinvolgimento del ministro Nordio. Sì, allora questo dimostra che la riforma della magistratura che chiede a gran forza Forza Italia, ma sostenuta anche dal ministro Nordio, quindi dal governo Meloni, è sempre più una necessità assoluta, perché in nessun paese moderno, normale, democratico e civile c'è un potere, quello della magistratura, che calpesta il potere di chi è eletto dal popolo. Le leggi le fa chi è eletto dal popolo per governare, chi è eletto dal popolo per governare esprime quello che la gente pensa e così poi agisce, e quindi l'utilizzo delle basi in Albania serve proprio come grande deterrente rispetto all'immigrazione clandestina, e che la magistratura si erga, calpesti chi è eletto dalle istituzioni e dica sostanzialmente, perché questo dice la magistratura, quella parte di magistratura di sinistra politicizzata, dice noi governiamo il paese, noi facciamo le leggi, noi le decidiamo. Invece loro dovrebbero giudicare e fare in modo che le leggi vengano applicate correttamente, e quindi è assolutamente indispensabile ripristinare l'equilibrio dei poteri, perché appunto chi viene eletto dai cittadini, sta in Parlamento, sta al governo, ha il diritto e il dovere di governare in nome dei cittadini. A te, direttore. Grazie molte, grazie all'onorevole Flavio Tosi e a Lucio Zanatto in diretta da Treviso con la nuova sede di Forza Italia proprio davanti all'aeroporto Canova. Le forti piogge di questi giorni e un'altra ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, soprattutto l'Emilia Romagna, e sono partiti come sempre volontari della Protezione Civile dal Veneto in soccorso della popolazione emiliana. Come da previsione, da ieri pomeriggio è tornato il sereno con livelli in calo di tutti i fiumi in Veneto. Sentiamo.
L'onda di piena del Bacchiglione è passata senza lasciare particolari strascichi. A preoccupare di più nel fine settimana è stato il Frattagorzone, segnalato comunque in calo da sabato. Domenica di lavoro per i volontari della Protezione Civile che si sono alternati lungo gli argini dei principali corsi d'acqua della provincia per controllare la loro tenuta dopo le piogge intense delle giornate di venerdì e sabato. Il ritorno del sole sta favorendo la normalizzazione di una situazione d'allerta arancione che ha creato alcuni problemi in comuni dei Colli Euganei come Rovolone e Monselice e in alcune aree della Bassa Padovana. Archiviata l'emergenza, i volontari della Protezione Civile hanno già risposto in modo positivo all'SOS lanciato alle regioni italiane dalla martoriata Emilia-Romagna. Ieri sera la prima riunione operativa, una colonna mobile è già partita. 15 volontari della nostra provincia, delle protezioni civili di Padova, Monselice e Grantorto, pronti a prestare il loro servizio nel tentativo di prosciugare l'acqua il prima possibile a Budrio nel Bolognese. Adesso andiamo a Bassano del Grappa nel Bassanese da Vanessa Banzatto in diretta perché si sta provvedendo a ricaricare una falda. Sembra strano con tutta l'acqua che abbiamo in circolazione, le intese precipitazioni, ma ci sono falde che vanno ricaricate. Sentiamo Vanessa Banzatto. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo nello specifico a Colceresa e proprio qui è stato inaugurato questo impianto che ha un duplice servizio di pompaggio dell'acqua nei momenti di siccità e di raccolta dell'acqua piovana. Assieme a me il presidente del consorzio di bonifica Brenta Enzo Sonza, e mai poteva essere proprio cadere a fagiolo, come si suol dire, questa inaugurazione, visti anche gli episodi di maltempo, gli episodi pesantissimi che hanno riguardato il nostro territorio dopo le abbondantissime piogge delle ultime settimane, dei mesi scorsi. Insomma, tutto il nostro territorio sta attraversando, e non solo il nostro territorio ovviamente, sta attraversando momenti difficilissimi, e l'agricoltura è la prima a soffrirne, soprattutto quando si parla proprio di allagamenti da un versante delle campagne, dall'altro di periodi di siccità come nel 2024. Presidente, 12 milioni di questa centralina, 12 milioni che sono un contributo ministeriale, a che cosa servirà nello specifico? Innanzitutto servirà a trasformare l'irrigazione da scorrimento a pioggia utilizzando l'acqua del Brenta e non utilizzando più l'acqua di falda, e questo comporterà un risparmio del circa il 60-70% della risorsa acqua che veniva utilizzata prima. E innanzitutto servirà a fare delle colture specializzate in zona che hanno bisogno di un'irrigazione non più a scorrimento ma a goccia, e sto parlando delle orticole, delle frutticole e di tutti quei prodotti che sono nella nostra zona, che sono DOP, che sono molto pregiati e quindi hanno bisogno di un'attenzione particolare e non possono certamente rimanere senza acqua nei momenti di siccità. E oltre all'irrigazione, questo impianto è anche sovradimensionato, perché tramite questo impianto, nei momenti in cui non verrà utilizzata l'acqua per l'irrigazione, verrà utilizzata per fare la ricarica della falda, quindi è già predisposto anche per poter ricaricare la falda. Di conseguenza si fa, mi passi il termine, un passo indietro, nel senso che si torna a tenere, a tutelare, anche proteggere, raccogliere le acque meteoriche per davvero poi poterle utilizzare nel momento del bisogno. Esatto, è proprio, l'avevamo coniato un termine, mettere l'acqua in cassaforte, vuol dire mettere l'acqua sottoterra per poterla poi utilizzare in momenti siccitosi, ma è importante in questa zona fare questo passaggio, soprattutto perché questa zona è quella che dà l'acqua potabile a gran parte del Veneto, e quindi è importante la ricarica della falda per quanto riguarda l'acqua potabile. Con cambiamenti climatici in atto, lo stiamo vedendo quotidianamente purtroppo, a parte la splendida giornata di sole di oggi, bisogna però prestare massima attenzione alla tutela del territorio. Sì, bisogna prestare massima attenzione e anche fare tutte quelle opere che sono necessarie per trattenere l'acqua quando è in eccesso. Abbiamo visto nei giorni scorsi cosa sarebbe successo se non fosse stato realizzato in Veneto tutti quei bacini di contenimento che sono stati realizzati dopo le alluvioni del 2010. Abbiamo visto altre regioni d'Italia purtroppo che non hanno seguito questo esempio,
purtroppo sono messi molto male sotto questo aspetto. Bisogna riuscire a fare una cosa e anche l'altra, bisogna fare questi vaccini anche per la siccità, perché abbiamo visto che il clima purtroppo sta cambiando molto velocemente, non ce ne rendiamo conto, ma vediamo sempre giorni di pioggia intensi legati a un periodo lungo di siccità senza pioggia, e quindi bisogna essere attenti e anche fare tutte le infrastrutture che servono al territorio per andare incontro a questi cambiamenti che sono innegabilmente in atto. Ecco, direttore, permettimi un'ultima battuta, perché il presidente del consorzio si è tolto qualche sassolino dalla scarpa oggi. Sì, andava giustamente ringraziato chi ha collaborato, e giustamente andava anche redarguito chi si è messo di traverso, che ha ostacolato questo impianto. Oltre a questo impianto anche l'impianto di Bassano e Grappa, che sta subendo dei ritardi non da poco, proprio perché ha fatto dei ricorsi che hanno contribuito all'entrata in esercizio di questo impianto dopo 2 anni da quello che era programmato, e anche con dei costi non indifferenti, perché sappiamo tutti benissimo quanto sono lievitati i prezzi dei materiali in questi anni, e quindi abbiamo dovuto ricorrere anche dei finanziamenti extra per riuscire a finire gli impianti. E invece bisogna considerare il bene pubblico. Esatto, e a volte il bene privato viene messo davanti al bene pubblico e succedono queste cose, non si ha una visione globale dei problemi, si ha una visione personalizzata del proprio bene, del proprio essere, che vanno contro a quello che è gli interessi e il bene della collettività, e questo non è accettabile. Direttore, insomma, hai sentito, mai come in questo periodo c'è bisogno di lavorare in maniera concreta, lavorare soprattutto per il bene collettivo, visti anche appunto i danni che sono stati causati dalle pesantissime piogge da un lato che si abbattono negli ultimi tempi, e dall'altro da questi mesi di siccità che danneggiano pesantemente la nostra agricoltura. Da Colcerese è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzato. Per la parte tecnica mi pare che ci fosse Federico Cibotto, ma non vorrei sbagliare, o Simone Merlo, forse Simone Merlo. Allora, quanto è vero quanto ha detto il Presidente, che molto spesso proprio ragioni partitiche, strumentali o di opportunismo politico prevalgono sull'interesse della comunità e anche a livello nazionale. Andiamo di nuovo con la cronaca nera. C'è stata una rapina in un negozio di Campo San Piero. Il ladro è stato arrestato dopo aver aggredito un commesso. Ha aggredito il commesso di un negozio per rubare un cavo per ricaricare il telefono e delle cuffiette. La violenza è avvenuta in un negozio di Campo San Piero sabato sera. Un 28enne tunisino, dopo aver nascosto nelle tasche i 2 articoli, ha tentato di uscire dal negozio, ma è stato scoperto dal dipendente. Lo straniero a quel punto ha sferrato un pugno in faccia al commesso. Poi, mentre cercava di raggiungere la sua auto, ha preso una bottiglia e l'ha colpito nuovamente. Non contento, ha lanciato anche un posacenere contro un'altra dipendente e corsa per aiutare il collega. Sul posto in quel momento sono arrivati i carabinieri di Campo San Piero, che hanno bloccato il 28enne tunisino e lo hanno arrestato per rapina aggravata, lesioni, danneggiamento e minacce. E questa era Valentina Visentin. Parliamo ancora di degrado, di città che sono da ripopolare, da rivitalizzare proprio per impedire che la violenza dilaghi e che le città diventino proprio il luogo in cui si ritrovano bande criminali. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Mestre, municipio, dove si è conclusa da poco la conferenza stampa proprio per discutere di quello che hai anticipato. Si è parlato ovviamente di degrado a Mestre, che ormai lo sappiamo sta dilagando, ma non è l'unico aspetto della città che inizia a preoccupare, perché come a Venezia anche a Mestre iniziano a esserci sempre più affittanze turistiche. Questo cosa comporta? Ce lo dice Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di tutta la città insieme. Benvenuto Martini. Allora, non c'è più solo la problematica della gestione del degrado e dell'affrontare il problema, ma anche quella delle affittanze turistiche e dello spopolamento che mano a mano sta iniziando anche a Mestre, così come a Venezia.
Assolutamente, ormai Venezia appunto è stata colonizzata, adesso tocca a Mestre e il fenomeno è sempre più preoccupante, sempre più pesante. Si parla del 30% in più di affittanze turistiche solo quest'anno rispetto a quanto era finora, e quindi è un fenomeno che desertifica la città. Il tema della desertificazione sociale è il tema che è alla base e alla radice dello spopolamento e del degrado. Quindi non servono i lagunari, serve invece una politica per la casa adeguata. Ecco, abbiamo parlato anche appunto della questione lagunari che invece molti di voi vedrebbero meglio come sostituzione quella del vigile di quartiere, anche proprio a livello psicologico per il residente stesso. Assolutamente, la percezione della sicurezza viene data da postazioni fisse di vigili urbani come c'erano, insomma come ci sono sempre state, e non con eserciti e fucili spianati, insomma, ecco. Il cittadino si sente più sicuro se ha un luogo in cui si può recare per chiedere informazioni, per segnalare dei problemi e non sentirsi presidiato da camionette che girano per la città. Ma delle proposte per far fronte a questo aumento del fenomeno delle affittanze turistiche anche a Mestre ci sarebbero? Susanna Polloni, Rete Solidale per la Casa. Allora sì, mentre per Venezia abbiamo l'emendamento Pellicani, diciamo per il centro storico e per le isole, che ci permette di creare, abbiamo ormai da 2 anni, che ci permetterebbe di creare un regolamento per le affittanze brevi, invece per Mestre questa cosa non c'è, questa possibilità, però l'amministrazione potrebbe prendere delle misure comunque che stiamo studiando, come Rete, il nostro tavolo che è composto, il nostro tavolo di lavoro è composto da un magistrato, un avvocato, un architetto e dalla sottoscritta, e stiamo approntando appunto delle misure per limitare queste affittanze brevi, e che partono da modifica al regolamento edilizio che inseriscano per esempio un limite nella possibilità di mettere servizi toilette in un appartamento, che non possono essere uno per stanza, cioè magari 6 toilette in un appartamento, e poi per esempio un accesso, che ci dovrebbe essere un accesso singolo per ogni alloggio turistico, e poi ci sono delle misure fiscali, per esempio una modulazione delle tasse comunali come Tari, Tasi e IMU, ovviamente incentivando la possibilità in questo modo di fare affitti residenziali, e poi il Comune si dovrebbe rendere garante dell'assegnazione delle case, secondo appunto la legge regionale lo prevede, in emergenza abitativa. In questo modo si farebbe fronte anche alle possibilità di aiutare le persone che hanno subito uno sfratto, che arrivano al termine del contratto, e in questo modo i proprietari si sentirebbero incentivati ad affittare a residenti. Ecco, insomma, la questione è sempre quella che comunque gira intorno alla famosa regolamentazione di cui ormai si necessita sempre di più. Ringrazio Susanna Polloni, Giovanni Andrea Martini, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Ricorderete a Vigonza gli attentati incendiari, fiamme date ad auto e ad abitazioni, si era subito parlato di incendi dolosi e sono stati arrestati alla fine di una lunga indagine, anzi di un'indagine piuttosto breve, in realtà i 2 titolari di un'azienda di autotrasporto. Dopo mesi di indagini sono stati disposti gli arresti domiciliari per i 2 titolari di una ditta di autotrasporto di Vigonza, accusati di aver appiccato 2 incendi ad automobili e abitazioni avvenuti in via Rigato. Ad essere presa di mira lo scorso 1° maggio era stata l'auto e la rimessa della casa del capo dell'ufficio tecnico comunale, e poi poche settimane fa anche una vicina di casa che aveva protestato e denunciato alcune irregolarità della loro impresa era stata presa di mira. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite sabato scorso e sono state rese note dal procuratore capo di Padova Angelo Antonio Raccanelli. I 2 titolari sono accusati di atti persecutori e incendio. Le indagini sono scattate dopo i 2 incendi di vaste proporzioni. La natura dolosa dei roghi era stata chiara fin da subito ed è stata confermata anche dai rapporti dei vigili del fuoco. A settembre, dopo il secondo incendio che aveva danneggiato non solo le auto ma anche l'abitazione, mettendo in pericolo anche dei bambini, la procura ha completato
avviato le indagini accertando come alla base degli atti intimidatori ci fosse una serie di controversie giudiziarie, civili e amministrative contro l'impresa di trasporto che svolgeva la propria attività su un terreno che i residenti e l'amministrazione comunale ritenevano in violazione della disciplina urbanistica. Su questa disputa si era anche più volte pronunciato il TAR, il Consiglio di Stato e il Tribunale di Padova, che aveva imposto la cessazione delle attività e lo sgombero dell'area. Da inizio anno sono cominciate così le minacce, prima contro il funzionario comunale che doveva eseguire le disposizioni del tribunale, poi contro i vicini di casa. Nei prossimi giorni è previsto l'interrogatorio di garanzia, gli arresti domiciliari sono stati disposti per l'elevato rischio di reiterazione dei reati. Oggi in regia Mattia Pizzaia e Renato Capoia, sempre con la cronaca. Andiamo avanti. I carabinieri hanno denunciato 3 giovani tra i 16 e i 18 anni incensurati, ritenuti responsabili di un paio di incendi a distanza ravvicinata di altrettanti cassonetti per la raccolta differenziata della carta avvenuti in una frazione di Castelfranco Veneto. I fatti risalgono alla serata di sabato scorso. Intervenuti assieme ai vigili del fuoco, i militari hanno individuato comportamenti anomali di 3 ragazzi a bordo di un'automobile condotta da un sedicenne, all'interno della quale sono stati recuperati 3 accendini, una confezione di acceleratori per l'innesco di focolai Diavolina ed un petardo. L'accusa per tutti è di danneggiamento seguito da un incendio. E un gruppo di ragazzini ha lanciato un petardo che ha ferito ad un orecchio un anziano. Uno di loro invece di scusarsi ha sfidato la vittima. È accaduto a Casale sul Sile. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri. Io ero in passeggiata con la mia cagnolina e davanti a me avevo 2 signori. A un certo punto un gruppo di ragazzi in bici ci hanno lanciato un petardo. Ovviamente ci siamo tutti spaventati, si figuri il cane, poi è una roba deleteria, un petardo, e solo che il signore, probabilmente perché era più vicino, non lo so, ha iniziato a avere dolore all'orecchio e a sanguinare. È ancora scossa Lisa Furlan mentre racconta quanto accaduto sabato intorno alle 18 nei pressi di Piazza degli Alpini tra il municipio e la chiesa di Casale sul Sile, dove lo scoppio di un petardo provoca una ferita all'orecchio ad un signore che sta camminando e che immediatamente ferma uno dei ragazzini. Ha urlato per rimproverarli e loro, non voglio dare colpa agli altri perché c'era veramente uno che si differenziava, che ha iniziato a urlare, ovviamente questo per provocare. Oh, ciao, stai a distanza di un metro, stai a 1 metro, non ti do la bici ce lo dai ai carabinieri, qualcuno mai all'orecchio, ok? Adesso io voglio sapere chi sei, chiedo falli, chiedo la mano. A quel punto Lisa prende in mano il cellulare per riprendere la scena. Perché avevo paura di quello che poteva succedere, mi sono messa in disparte. Nel frattempo vengono chiamati i carabinieri. Sono Maranza, non posso, risponde il ragazzino. Gli altri amici, intanto, lo invitano a smetterla. Il gruppetto a quel punto se ne va, mentre l'uomo deve ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono andato in ospedale, ovviamente, perché aveva l'orecchio che sanguinava, e poi il referto è stato ovviamente allegato alla denuncia. Da quanto raccontato da altri cittadini di Casale, questo episodio non è il primo accaduto quella stessa giornata e nei giorni precedenti, e la stessa Lisa ne era rimasta coinvolta. Quel giorno erano passati a lanciare i petardi dentro i giardini delle case e che altri giorni hanno fatto dispetti. Ormai sembra che siano ragazzi annoiati, non sanno cosa fare e fanno danni. Tipo 5 giorni fa ero in passeggiata e 3 ragazzini sono passati in bici, uno ha iniziato a urlare tipo e ha provato a colpirmi dandomi un calcio in corsa, non ce l'ha fatta. Lisa ha deciso di pubblicare il video con la speranza che lo vedano i genitori dei ragazzini coinvolti. Che potessero vedere e chiedermi il video per usarlo per ovviamente sgridarli, speravo. Invece attualmente nessun genitore mi ha contattato. E la sindaca di Casale spera di poter incontrare le famiglie dei ragazzini che si sono resi responsabili di questo disgustoso episodio, perché si rendano conto di quanto hanno fatto e si mettano a disposizione della comunità nelle tante attività organizzate dal Comune.
Durante la sagra un ragazzo aveva estirpato i fiori davanti al comune e li aveva lanciati contro la sede comunale. In quell'occasione con i genitori avevamo appunto pattuito la possibilità del ragazzo di frequentare per un certo periodo il nostro gruppo di ragazzi che si occupano in estate di fare dei lavoretti per il comune. Il ragazzo l'ha fatto per 2 settimane e quindi noi abbiamo ritirato la denuncia. Il sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, racconta un episodio accaduto in occasione della sagra del paese, della denuncia sporta contro questo ragazzo e poi ritirata quando il responsabile si è reso conto di aver sbagliato mettendosi a disposizione della comunità. Un meccanismo che potrebbe essere adottato anche nei confronti dei ragazzini che sabato pomeriggio hanno lanciato un petardo che ha causato una ferita all'orecchio ad un anziano. Quello che io auspico è che, come abbiamo fatto in quell'occasione, con le famiglie si intraprende un percorso, cioè nel senso di comprensione effettiva, quindi che la riabilitazione, tra virgolette, perché poi stiamo parlando di cose minori, però incida sul territorio in maniera positiva e quindi in questo senso poi una denuncia può essere sempre ritirata. Aspetto sanzionatorio ed educativo che per la prima cittadina devono correre sullo stesso binario per far capire ai ragazzi che si rendono responsabili di certi episodi dell'errore commesso in modo che non lo ripetano più. I ragazzi sbagliano, possono sbagliare, è grave quello che fanno perché non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni e hanno un distorto concetto di quello che tra virgolette è figo e quello che invece sono le loro responsabilità. Quindi la lamentela che ho di questi ragazzi è che loro vengono subito additati nel momento in cui fanno gruppo come criminali e non vengono ascoltati. Però ripeto, se volete essere ascoltati poi dovete anche essere in grado di comportarvi secondo le regole di convivenza civile. Servizio di Francesca Bozza, e dal bullismo ai maltrattamenti, alle violenze contro le donne e la violenza di genere. A Belluno un protocollo firmato tra prefettura e questura perché ci possano essere degli ammonimenti senza la querela. Sentiamo subito in diretta Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno direttore, dalla questura di Belluno con il questore Francesco Zerilli per parlarvi di questo protocollo d'intesa che è stato stipulato, sottoscritto la settimana scorsa fra la procuratrice facente funzioni Roberta Gallego e il signor questore Francesco Zerilli in materia di violenze domestiche. E noi abbiamo titolato cartellino giallo perché di fatto questo cartellino giallo simboleggia l'ammonimento, la facoltà che ha il questore di avvisare chi compie gesti che sono evidentemente sul filo del rispetto della legge, e purtroppo anche la provincia di Belluno, in quanto a casi e episodi di violenza di genere, non è esente. Giusto oggi il signor questore ci diceva poco fa che ha emesso un ammonimento proprio per questioni legate alla violenza. Intanto, signor questore, le chiedo proprio in relazione a quest'ultimo suo ammonimento quanti sono i casi che registriamo da inizio anno. Allora, sono circa una decina i provvedimenti di ammonimento che io ho emesso nell'ambito della violenza domestica, cioè vanno a colpire preventivamente, proprio in questa funzione, la funzione preventiva, quei soggetti che hanno commesso, si sono resi responsabili di condotte violente all'interno di quelle che sono delle relazioni di tipo interpersonale. Ora, io a questo proposito voglio innanzitutto ringraziare veramente tutta l'attività eccezionale che la dottoressa Roberta Gallego nella sua funzione appunto di procuratore capo, facente funzioni di questa procura, svolge quotidianamente dirigendo l'attività di polizia giudiziaria sia della mia questura che di tutti gli uffici di polizia del territorio. Il perché del protocollo va proprio in questa direzione. Siccome ci sono fatti che si intersecano, dal punto di vista sia dell'azione che può essere compiuta a livello giudiziario che di quello che può essere fatto a livello preventivo come mio provvedimento di ammonimento, è necessario, armonizzare le rispettive possibilità di agire per evitare
che avvengono insomma, no, situazioni negative anche dal punto di vista della tutela del segreto investigativo e della tutela soprattutto della vittima vulnerabile. Queste cose però, ecco, questi ammonimenti per l'appunto, no, questo protocollo rafforza un'attività che in capo al questore è già presente, già attiva e operativa, e sono certamente risuonano come un campanello d'allarme nei confronti di chi commette questi atti. Allora, l'esperienza ci dice che chiaramente non è scontato mai che questi provvedimenti possono ottenere l'effetto sperato, cioè che è quello che il soggetto che si rende conto quindi di avere un faro acceso su di sé da parte delle forze di polizia cessi dalla sua attività violenta persecutoria, ma i numeri ci dicono che per la maggior parte dei casi questo avviene. Ecco perché è fondamentale che noi veniamo messi a conoscenza di questi fatti e possiamo intervenire. E in un periodo, anche la firma anticipa sicuramente di poche settimane la giornata, la ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza di genere, una provincia che lo scorso anno, lo ricorderemo, è stata sicuramente messa in allerta per la scomparsa di Giulia Cecchettin, quelle ricerche frenetiche di quell'auto guidata da Filippo Turetta. Raccontare e non smettere mai, sono queste ore, di parlare di violenza di genere, che è, come dire, una sorta di missione che anche noi operatori dell'informazione abbiamo intrapreso, è fondamentale ed è anche d'aiuto per la vostra attività? Sì, infatti io vi ringrazio molto per l'attività che fate, perché è proprio questo il punto, cioè esiste un dato sicuramente riconducibile a un concetto che è quello di sommerso, no? Ci sono tante situazioni che accadono all'interno delle case, delle abitazioni, nei contesti anche lavorativi, che non conosciamo. Stanno venendo sempre più a galla, ma non possiamo fermarci, dobbiamo insistere. Grazie al signor Questore. Io da Belluno, dalla Questura di Belluno, restituisco la linea, naturalmente tutti gli aggiornamenti questa sera nel nostro telegiornale. Grazie molto al Questore di Belluno, a Tiziana Bolognani, a Simone Merlo per la parte tecnica. Ancora cronaca: in un'azienda tessile di Romano Dezzelino i carabinieri hanno trovato irregolarità nei macchinari e anche una stanza dormitorio. È stato denunciato e multato il titolare cinese di 57 anni. Ammontano a circa 28.000 euro le ammende e le sanzioni a carico di un imprenditore cinese di 57 anni, gestore di un'azienda tessile a Romano Dezzelino. Sono stati i carabinieri della compagnia di Bassano, insieme a personale del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, ad eseguire nei giorni scorsi un controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All'interno del laboratorio i militari hanno constatato la presenza di 10 operai, anche loro di nazionalità cinese, tutti regolari, intenti alla lavorazione di tessuti di vario genere per la produzione di capi di abbigliamento. Nel corso dei controlli sono emerse alcune irregolarità in merito alle norme di sicurezza sul lavoro. In particolare, i macchinari in uso ai lavoratori sono risultati non a norma, in quanto privi dei sistemi di sicurezza e della relativa documentazione. Inoltre, alcuni locali erano adibiti a dormitorio per gli stessi lavoratori. L'attività è stata sospesa e il titolare denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza. Servizio di Mirko Cavallin della nostra redazione di Bassano. 5 aziende agricole nell'area della Pedemontana trevigiana sono state sospese in seguito ad una serie di accertamenti dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro, poiché nella vendemmia stavano impiegando 16 lavoratori completamente sconosciuti agli istituti previdenziali ed assicurativi. Si tratta di realtà imprenditoriali situate nei comuni di Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Loria. Un'altra lavoratrice in nero è stata quindi individuata in un vivaio di Riese Pio X, sempre nel Trevigiano. Le operazioni, integrate da altri interventi in cantieri edili e in strutture di servizi alla persona, hanno determinato sanzioni per circa 200.000 euro complessivi.
La Procura di Treviso ha concluso le indagini preliminari condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti di 2 imprenditori della provincia che avrebbero portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento con un volume d'affari annuo di circa 2 milioni di euro, 20 dipendenti e 11 punti di vendita distribuiti tra le province di Treviso, Trieste, Udine, Gorizia e Reggio Emilia, indagati per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le indagini hanno avuto origine dal fallimento della società, dichiarato nel corso del 2020 dal Tribunale di Treviso, intervenuto su istanza dell'Agenzia delle Entrate dopo che l'impresa era stata trasferita in provincia di Foggia per far perdere le proprie tracce dai luoghi in cui aveva sempre operato fin dalla costituzione risalente al 2011. L'azienda era in dissesto almeno dal 2014 a causa del mancato pagamento di debiti tributari e contributivi pari a 250.000 euro. Agli indagati viene contestato l'aumento del volume dei debiti da 1,3 a 2,4 milioni tra il 14 e il 20, senza chiedere l'ammissione agli strumenti di risoluzione della crisi aziendale. Sono inoltre accusati di distrazioni patrimoniali per 1,1 milioni di euro con un costante drenaggio di risorse finanziarie con numerosi pagamenti in favore di altre società da loro gestite. Controlli antidroga della Polizia di Padova e 5 arresti in città. Allertato dal compagno di stanza, ha cercato di non far entrare nella sua camera i poliziotti, sbarrando la porta con un letto. Un 24enne tunisino, ospite di un centro di accoglienza, per evitare il controllo degli agenti, ha nascosto dentro la federa del cuscino un pacchetto di sigarette con un pezzo di droga, ma è stato scoperto e arrestato. È il primo dei 5 arresti avvenuti nel fine settimana durante i consueti controlli antidroga della polizia. Il 24enne, portato in questura e identificato, verrà trasferito al CPR di Bari su disposizione del questore. In via Franzela la squadra mobile invece ha bloccato un altro tunisino che a poca distanza dalle giostrine dove stavano giocando i bimbi nascondeva in tasca un involucro con 4 dosi di cocaina. Le mamme, preoccupate dalla presenza dello spacciatore, si erano allontanate dal parco nelle fasi concitate dell'arresto. Anche lui, dopo il fermo, è stato trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Un altro straniero è stato invece arrestato tra via Sografi e via Nazareth con 3 dosi di cocaina, mentre un 26enne italiano senza fissa dimora è stato scoperto e arrestato mentre spacciava una dose di hashish ad un minore. L'intervento della polizia ha evitato che il minore tunisino ingoiasse le 2 dosi di droga per evitare a sua volta una denuncia per spaccio. Infine i poliziotti hanno arrestato anche un 50enne tunisino che doveva scontare una condanna per spaccio e furto. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova è incappato in uno dei numerosi controlli che i carabinieri di Treviso hanno intensificato, specie nel fine settimana, per il contrasto ai fenomeni predatori. Si tratta di un 30enne malliano, residente a Roncade, che i carabinieri della stazione di Silea hanno arrestato sabato notte nella via Cendon. Il giovane, dopo un primo controllo, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, nonché di 350 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento di spaccio. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso ai militari di trovare altri 500 grammi di hashish, 50 grammi di cocaina e l'ulteriore somma di circa 9.000 euro. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche numerosi cellulari e schede SIM sui quali sono in corso accertamenti. Aveva una coltivazione vera e propria di marijuana in casa il 31enne di Villafranca Padovana, che è stato denunciato sempre dall'Arma dei Carabinieri.
4 piante avevano già superato il metro, altre 2 erano appena spuntate. Una coltivazione di marijuana con tanto di serra, quella organizzata da un 31enne di Villafranca Padovana. Un'attività a cui hanno posto fine i carabinieri della stazione di Limena nell'ambito di una serie di servizi mirati finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto e sequestrato le 6 piante, oltre a quasi 2 grammi di sostanza già pronta per l'utilizzo. Per il giovane è scattata la denuncia. La prima pagina della Nuova Venezia, Cavallino Treporti, una violenta scazzottata tra bande con un 18enne all'ospedale, dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso di Jesolo per le lesioni riportate al volto e alla testa. Sono stati identificati i protagonisti, alcuni erano minorenni. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con molte altre notizie, altri collegamenti. A tra poco. Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a Bari per il Festival delle province e delle regioni autonome. Ovviamente si è parlato di autonomia anche perché domani, 22 ottobre, è l'anniversario del referendum del 22 ottobre del 2017. Ma noi siamo sempre preoccupati, siamo anche ormai allenati a queste novità. È pur vero che comunque le regioni sono, diciamo, il front office, no? Sono quell'ultimo miglio che dà i servizi ai cittadini. Basti pensare a quello che facciamo per la sanità e quindi noi siamo i veri interlocutori dei cittadini. Quindi per la sanità sarà quella che più di tutte rischierà? No, la sanità ne esce bene da questa proposta, diciamo, governativa, visto considerato che c'è un incremento effettivo degli stanziamenti. Questo va nella direzione di dare risposte. La mia regione eroga 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, ha 64.000 dipendenti e dico che l'ultimo sforzo vero da fare è quello di mettersi nelle condizioni di poter assumere, visto considerato che io faccio un concorso ogni 3 giorni per medici e molti concorsi sono deserti. Terzo mandato? Non ne so nulla. Non compete a me, al momento non esiste un terzo mandato. Dopodiché questa è una anomalia tutta italiana dove le uniche 2 cariche elettive che eleggono i cittadini, sindaci e presidenti di regione, ovviamente in virtù di questa anomalia non possono ricandidarsi. Parlerete o no di autonomia differenziata? Noi parliamo sempre di autonomia differenziata, visto e considerato che nasce dal Veneto, noi abbiamo tentato 3 volte di fare il referendum nel 2017 siamo riusciti in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Quelli che oggi vorrebbero arrestare questo processo sono esattamente gli stessi che nel 2014 hanno impugnato la mia legge regionale che prevedeva la possibilità di fare il referendum. Impugnare una legge regionale per vietare ai veneti di essere auditi su un quesito non sovversivo, cioè vuoi che la Regione Veneto sia attribuite nuove forme e condizioni di particolare autonomia, a me sembra molto grave. Ha parlato con Abodi delle Olimpiadi? Ma sì, con il ministro Abodi sì, ma abbiamo un rapporto costante pressoché quotidiano. Si consideri che noi nel 2026 abbiamo le Olimpiadi, siamo sede di gara e non a caso si chiamano Milano Cortina. Per noi sono a 70 anni dalle prime Olimpiadi invernali del 1956. Siamo in linea con le strutture sportive, peraltro il cronoprogramma del Bob è più avanti del previsto, quindi verranno delle belle Olimpiadi. Adesso si tratta di creare ovviamente partecipazione a livello nazionale, quindi anche il tema dei tedofori, di coinvolgere tutto il territorio, questo va in questa direzione. Il 22 ottobre per noi e per legge regionale è la giornata dell'autonomia, quindi noi domani avremo ovviamente su Venezia avremo sessioni di incontro con costituzionalisti, tributaristi, fiscalisti per parlare di autonomia, per parlare non dello spacca Italia come lo definisce qualcuno, non della secessione dei ricchi, ma di una grande opportunità per questo paese. Il centralismo che esiste da quel 1 gennaio 48 con la nascita della Repubblica e con l'approvazione della Costituzione è un centralismo che ci ha portato ad avere 3.000 miliardi di debito pubblico, ci porta ad avere purtroppo la tragedia di chi è costretto a fare la valigia per andare a curarsi fuori regione. A me sembra assolutamente inaccettabile che un bimbo quando nasce, in base a dove nasce in Italia, sa che futuro avrà. E questo era il presidente Zaia al Festival delle province e regioni autonome a Bari. Adesso andiamo a passare il Grappa perché come vi abbiamo detto nei nostri TG, Elena
Pavan, e la Pavan, ex sindaco di Bassano del Grappa, ha deciso di entrare in maggioranza ed ovviamente sono subito arrivate delle rimostranze da parte di gran parte della politica bassanese. Vediamo il servizio, facciamo il punto, vediamo adesso. Vediamo. Fantascienza. È questo il commento che metà della maggioranza a sostegno del sindaco di Bassano Nicola Finco dice a mezza voce e microfono spento, per ora, quando si parla dell'ingresso nella compagine di governo di Elena Pavan tramite Fratelli d'Italia. L'altra metà della maggioranza è quella composta da Fratelli d'Italia, che ha ripreso a bordo l'ex sindaca con una manovra che sembra non essere piaciuta agli alleati. Per farla breve, i vertici provinciali del partito assieme all'europarlamentare Elena Donazzan e ai consiglieri comunali hanno convocato una conferenza stampa il pomeriggio del venerdì per la mattina di sabato, senza rivelare l'oggetto dell'incontro. E così la città ha saputo proprio sabato mattina che Elena Pavan sarebbe tornata in maggioranza grazie all'iscrizione al partito di Giorgia Meloni. Il coordinatore provinciale Silvio Giovine ha spiegato di aver avvertito il sindaco e ha pure detto che questi era contento della mossa. Le dichiarazioni arrivate da Finco fuori città per motivi personali non erano proprio su questa linea e anzi il primo cittadino ha avvertito che se Elena Pavan entrerà in maggioranza lo deciderà la maggioranza, che al momento è formata anche dalla civica del sindaco, da Forza Italia e Impegno per Bassano. Ovvero, partendo dal fondo, da una civica che fa riferimento all'ex vice sindaco della Pavan, Roberto Marin, che se n'è andato per le enormi differenze di vedute con la prima cittadina e che aveva detto in campagna elettorale la frase «mai con la Pavan». Il consigliere di Forza Italia è il vice sindaco attuale Mariano Scotton, al quale Elena Pavan ha tolto l'organizzazione del Giro d'Italia sotto elezioni. Una cosa simile era accaduta ad Andrea Viero, segretario cittadino della Lega ed ex assessore, con rapporti che definire burrascosi con la Pavan è un blando eufemismo. Per non parlare dello stesso sindaco Finco, che sull'argomento si è già espresso. E c'è chi si chiede cosa farà la Pavan dei suoi provvedimenti contro il suo successore, come il documento sui vigili di Bassano fortemente contrario alla linea tenuta da Finco, che dovrebbe andare in discussione in Unione Montana proprio domani. Insomma, da c'eravamo tanto amati alla Grande Guerra, il passo è davvero molto breve. Servizio di Ferdinando Garavello, e poco fa è arrivata una nota della stessa Elena Pavan che dice che in riferimento alla mozione protocollata in Unione Montana del Bassanese, a mia firma, ho revocato la sottoscrizione della mozione stessa, questo in seguito al mio ingresso in Fratelli d'Italia, partito della coalizione di maggioranza dell'amministrazione di Bassano del Grappa. Quindi l'affare si ingrossa stasera nel TG di Bassano, tutti i particolari. E acque agitate anche a Rossano Veneto, avete sentito anche recentemente il vice sindaco Morena Martini, alla quale il sindaco di Rossano aveva tolto le deleghe, e in attesa delle dichiarazioni della stessa Martini torna a farsi sentire forte la voce della nuova maggioranza. Il ribaltone di Rossano Veneto continua a far discutere la politica locale. Il sostegno arrivato al sindaco Marco Zonta da parte del gruppo di minoranza Prima Rossano ha sollevato un polverone che ha messo in un angolo l'ex sindaco Morena Martini e coloro che lo sono rimasti fedeli. Ora il conto dice 7 contro 6. Da una parte il sindaco con il nuovo vice Paolo Trentin, l'assessora Elga Battaglin e i consiglieri Davide Berton, Lorenzo Bisinella, Paolo Ganassin ed Enrico Brotto, che lunedì formalizzeranno la costituzione e la collocazione del nuovo gruppo consiliare. Dall'altra restano Morena Martini, Cristina Bianchin, Gianni Faggion, Adris Marchiorello, Michele Enrico Campagnolo e Carlo Lando. Ci vorranno ancora 40 giorni prima del prossimo Consiglio Comunale per confermare questi numeri, per ammissione stessa della nuova maggioranza risicati e a rischio di inciampi in caso di assenze, specie su provvedimenti importanti e su quelli obbligatori come il bilancio. Rossano fa rima con Bassano, ma solo per ragioni linguistiche.
La prospettiva politica pare essere ben diversa. I due casi, dice il consigliere Berton, non c'entrano l'uno con l'altro. Ma insomma adesso io direi proprio di no. A Rossano il caso rimane circoscritto al territorio rossanese. Avete visto ieri insomma quello che è successo. Di tutta quella faccenda c'è solo un responsabile, è donna e deve guardarsi allo specchio al mattino se deve trovare una responsabilità. Vediamo un titolo da uno dei quotidiani, il Fatto Quotidiano. Libano, da Israele proposta per una tregua, bombardate le sedi della banca di Hezbollah, l'OMS, 1000 evacuati da Gaza verso l'Europa, davvero una vera e propria tragedia quella che sta avvenendo in Medio Oriente. E sabato la galassia dei movimenti pro Palestina è tornata a Vicenza dopo i violenti disordini avvenuti lo scorso gennaio, un corteo questa volta pacifico che ha attraversato la città. Vediamo. Possiamo pensare che tutto questo sia inutile, che non abbiamo ottenuto risultati in questo anno di mobilitazione. In realtà ogni volta che scendiamo in piazza continuiamo a parlare di Palestina, continuiamo a parlare della resistenza di un popolo oppresso che ci insegna la via, e la via è quella di non abbassare la testa fino a quando non ci sarà la libertà per tutti. Tornano in città le manifestazioni in favore del popolo palestinese e le proteste contro Israele. In 150 hanno sfidato la pioggia in un corteo autorizzato che si è snodato dalla stazione verso il centro storico fino a piazza Matteotti. Palestina, Gaza, West Bank, Libano, liberi dall'oppressione sionista è lo slogan che hanno scandito e unito i partecipanti. Presenti non solo i rappresentanti della comunità palestinese ma anche i Rifondazione Comunista, i centri sociali Caracol e Bocciodromo, organizzatori dell'evento. Apprensione e polemiche per il ritorno in città di un corteo simile che a gennaio, in concomitanza con la Fiera dell'Oro, diede luogo a scontri violenti con le forze dell'ordine, costati il ferimento di alcuni agenti e il blocco dell'attività nel quartiere Ferrovieri. La manifestazione di oggi invece si è svolta pacificamente. Non ci sarebbe tutto questo se Israele non avesse il sostegno economico e militare dei nostri paesi, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America. Vogliamo segnare una continuità col movimento No dal Molin, che va ripreso, portato avanti, ampliato a tutte le basi, non solo la Del Din, anche la Ederle, Longare, eccetera, eccetera. Solidarietà con i patrioti palestinesi che stanno cercando di liberare la propria patria, perché se qualcuno ha il concetto di patria, ecco lì, cioè non come i falsi patrioti qua. Siamo donne di varia nazionalità, lasciamo fuori la politica da questo, lasciamo fuori le nostre diverse religioni, perché le nostre nazionalità, la nostra cultura sono diverse. Quello che ci unisce è semplicemente l'umanità, il cuore che palpita per la Palestina. Eleonora Curioni, Bocciodromo. Siamo qua oggi anche sotto il diluvio perché è necessario prendere posizione davanti a un genocidio che sta andando avanti da ormai più di un anno. E noi in quanto Occidente siamo colpevoli e quindi dobbiamo assolutamente prendere posizione e scendere in piazza. Insomma c'è stato maltempo sabato e anche domenica in Veneto. Per fortuna sono intervenuti i bacini e la laminazione ancora una volta, i danni sono stati limitati soprattutto nei punti più vulnerabili, ma è stata duramente colpita l'Emilia. Vediamo questo titolo. Su Bologna una valanga d'acqua, un morto, oltre 3.000 evacuati, allerta rossa anche in Toscana e in Sicilia. E a Brendola, a proposito di maltempo, è stato inaugurato un nuovo mezzo a favore dell'organizzazione dei volontari che operano nelle emergenze maltempo, e non solo, ricordiamo che tanti volontari della Protezione Civile sono partiti per aiutare la popolazione dell'Emilia-Romagna. Un nuovo furgone destinato ai volontari che operano in caso di emergenze, che sarà impiegato prevalentemente per il trasporto di attrezzature, mezzi e attività sempre più indispensabili, specie nel fronteggiare le emergenze dovute all'intensificarsi di eventi atmosferici estremi.
Volontari di Orsa Maggiore, Protezione Civile e Ambiente di Brendola, che sono stati operativi ad esempio a Torre di Quartesolo nel 2021 a seguito dell'esondazione del Tesina, a Vallione Montecchio Maggiore per la messa in sicurezza del territorio a seguito di trombe d'aria, oltre all'intervento in soccorso degli abitanti dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione. Oggi l'inaugurazione del nuovo mezzo sotto una pioggia battente, acquistato grazie al finanziamento della Regione Veneto di 38.000 euro e al contributo del Comune di 11.000 euro. Vediamo adesso un nuovo furto in via Fratelli Bandiera. Sentiamo la nostra redazione. Io sono sfiduciato. Sfiduciato, così si definisce questo residente di Vicolo Fratelli Bandiera a Treviso dopo il furto messo a segno ieri sera nel condominio in cui vive. I ladri si sono introdotti dal lato che si affaccia sul parco comunale, sono passati sul muretto divisorio del terrazzo prima di entrare nella casa del vicino, in quel momento fuori a cena. Stamattina ho visto fuori sul muretto i segni delle pedate per arrampicarsi che si distinguono nettamente. Solo all'una, quando i padroni di casa sono rientrati, hanno scoperto il furto subito e hanno chiamato la polizia. Una zona questa a 2 passi dalla stazione, non nuova all'azione dei ladri. Purtroppo da una zona che doveva essere tranquilla si sta dimostrando viceversa una zona dove succedono episodi poco qualificati. Nel condominio preso di mira si tratta del quinto colpo negli ultimi anni. L'ultimo che ho ricordi è quest'estate. Allora alle 19. A favorire i ladri, secondo questo residente, anche la poca illuminazione della zona. Poca illuminazione, le dirò, anche all'interno di quella parte di condominio, di parco. Poco illuminato, anche questo li agevola. Poi il fatto del buio dell'illuminazione pubblica ha fatto tutto il resto. Da qualche giorno, spiega il residente, nella via l'illuminazione va e viene. Tutta la settimana scorsa. In parte è stata ripristinata e poi anche intermittenza, evidentemente ci sono ulteriori problemi perché la luce va via, poi ritorna, va via, poi ritorna. E ancora la piaga delle aggressioni ai medici, agli infermieri degli ospedali anche qui in Veneto. Sentiamo cosa dicono al SUEM. Il ritardo è un ritardo virgolette fisiologico, ma che viene vissuto dal parente, dalla persona che sta aspettando un mezzo di soccorso, alle volte in maniera nociva. Riuscire a essere più vicini alle persone che hanno bisogno può essere fatto aumentando il numero di mezzi, aumentando soprattutto il numero di mezzi affidati al volontariato. Walter Pietrangelo è il coordinatore del SUEM 118, una professione, la sua e quella dei suoi uomini, che sta subendo un'escalation di violenza verbale e fisica senza precedenti. L'ultimo caso nella Marca risale a venerdì scorso, quando un uomo soccorso perché in stato di alterazione si è scagliato contro i sanitari. È successo a Vittorio Veneto. Diversi casi segnalati tra Vicenza e Venezia, cifre aggiornate ogni volta al rialzo che stanno spingendo anche la politica ad interrogarsi su che cosa fare. Ma chi lavora dentro come Walter spiega che a fare la differenza è la quantità degli operatori e la qualità della loro formazione. Nel momento in cui si interviene c'è sempre una situazione di stress. Vero è che quello che si può fare per noi è quello di addestrare il personale alla gestione di questi momenti, cercando di abbassare i livelli di stress, cercando di aiutarli a gestire la cosiddetta compliance con i pazienti e con i parenti innanzitutto. Più personale significa un intervento dunque più tempestivo, e a lanciare l'SOS Volontari è proprio la Croce Verde, che a novembre partirà con il prossimo corso di 2 mesi. Noi abbiamo in programma per fine novembre l'inizio del corso di primo soccorso e stiamo cercando volontari. Abbiamo veramente bisogno di tutte le fasce di età. La sensazione di avere qualcosa che si muove nell'occhio, parole che hanno allarmato i medici della oculistica di Campo San Piero, che hanno operato e curato un caso di un verme loa loa più unico che raro.
Un caso clinico unico che i medici in Italia studiano solo sui manuali, quello capitato ai dottori del pronto soccorso dell'oculistica dell'ospedale di Campo San Piero e che ha coinvolto con un apporto determinante anche il laboratorio di analisi dell'USL 6. Il paziente in questione, che alla fine è stato curato con successo, è un uomo originario del Camerun affetto da loiasi, un'infezione provocata da un verme parassita dell'uomo chiamato Loa Loa, limitato alla zona delle foreste pluviali dell'Africa occidentale e centrale. L'uomo lamentava un fastidio come qualcosa che si muove oltre alla lacrimazione, prurito ed edemi a caviglie e polsi. I medici dell'oculistica, dopo aver eseguito un intervento d'urgenza, hanno stanato lo sciuro e lo hanno addormentato e catturato all'interno dell'occhio. Dopodiché è stato analizzato confermando l'appartenenza alla famiglia Loa Loa, trasmesso all'uomo da una puntura di tafano. Le analisi del sangue hanno confermato poi tracce di vermi nel corpo dell'uomo che da 9 anni non rientrava nel suo paese e dunque si è dimostrato essere il caso più longevo di loiasi, un caso più unico che raro nelle nostre latitudini. La cura di questo paziente ha permesso alla squadra di medici Campo San Pieresi di aggiudicarsi il primo premio al 56° congresso nazionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica. Seguito al maltempo anche la fauna subisce i contraccolpi dovuti alle bombe d'acqua sempre più frequenti, lo testimonia un video che ci ha inviato un nostro telespettatore. Con le ondate di maltempo che ripetutamente flagellano anche la nostra provincia, assieme all'acqua e ai detriti anche la fauna subisce pesanti conseguenze, come la comparsa in città del gambero della Louisiana, il cosiddetto gambero killer dei fossi e delle risaie, che con la comparsa massiva qualche anno fa anche nei nostri territori aveva creato grossi problemi alla stabilità delle sponde dove crea la sua tana e alla fauna ittica locale. Un nostro telespettatore ci ha inviato un video che testimonia come anche lungo i fossi che costeggiano strada Bertesina arrivino anche in città questi aggressivi crostacei trasportati dai fiumi e dai canali che trascimano. Andiamo in pubblicità, però prima vediamo una notizia del Gazzettino. Pordenone Calcio, il presidente Lovisa evade l'IVA e per evitare sanzioni intesta tutto ai figli, ma la finanza lo scopre e sequestra 622.000 euro. Ancora in pubblicità, torniamo subito dopo. Un regalo speciale per i 30 anni della Fondazione Città della Speranza, lo racconta il suo fondatore Franco Masello. La Fondazione Città della Speranza compie 30 anni e a 12 dalla prima si regala la seconda torre della ricerca. È la seconda torre che presenteremo entro questo mese di progetto in comune, che verrà spero approvato, perché abbiamo già nel preliminare l'accordo con il comune e poi con la speranza di poter partire a primavera dell'anno prossimo con la costruzione di questa. Questo darà nuovi spazi ai nostri ricercatori, perché qui non abbiamo più 1 metro quadro a disposizione e quindi avremo bisogno di ulteriori fondi per finanziare tutti quei nuovi ricercatori che ospiteranno questi spazi. La nuova torre costerà circa 20 milioni di euro e sarà la sorella minore della prima. Saranno 3 piani, perché questo è il limite imposto per quanto riguarda la possibilità di sopraelevazione, perché anche per la distanza dell'altra torre saranno circa 8.000 metri di laboratori ulteriori. Tra gli altri regali che la Fondazione vuole farsi, anche una cell factory pediatrica, una fabbrica delle cellule, un ulteriore strumento per i ricercatori della Città della Speranza. La Cell Factory è quel laboratorio che permette di isolare le cellule mesenchimali staminali dai cordoni ombelicali di appunto donne partorienti che appunto ne consentono l'utilizzo per scopi scientifici. La ricerca quindi non si ferma e collabora con il territorio, come per quella che combina biomateriale e cellule staminali per il trattamento delle fistole pediatriche, che parte da Vicenza. È partito tutto da una chiamata del primario di chirurgia pediatrica, il dottor Chiarenza, con un'esigenza clinica specifica che avevamo ovviamente la necessità di soddisfare, e da qui è nata la collaborazione con il reparto, con la Cell Factory di Vicenza, e il progetto poi è stato finanziato dalla Fondazione Città della Speranza. Questo progetto, come diceva la mia collega, nasce da un'esigenza clinica in pazienti pediatrici che appunto presentano queste fistole, che sono delle connessioni abnormali fra organi che
normalmente non sarebbero connessi, e quindi l'esigenza appunto è quella di combinare dei biomateriali e delle cellule mesenchimali al fine di ritenere queste cellule nel sito di iniezione e cercare di stimolare la rigenerazione dei tessuti affinché questa comunicazione appunto non sia più possibile fra i due organi. Fino a dicembre il Museo del Termalismo Antico e del Territorio di Montegrotto Terme. Dalle pitture da giardino ai frammenti di agata, dalle ceramiche della mensa a oggetti di uso quotidiano come fermagli per capelli o il peso di piombo di una bilancia sono solo alcuni dei reperti esposti fino a dicembre al Museo del Termalismo Antico e del Territorio di Montegrotto Terme di Villa Draghi, il primo museo in Europa interamente dedicato alla risorsa termale, ricca di proprietà curative e che sgorga calda. Da ottobre fino a dicembre ci saranno una serie di 4 mostre tematiche che porteranno alla luce una cinquantina di frammenti di oggetti conservati nei magazzini del museo e finora mai mostrati prima al pubblico. Da qui fino a dicembre il museo ospita inoltre la mostra Reperti in vista, una mostra dedicata a 4 temi legati a reperti messi in mostra per la prima volta e che i visitatori possono toccare e prendere in mano. Il percorso di visita per queste mostre è incluso nel percorso di visita del museo, non c'è alcun ticket in più da pagare e il visitatore, insieme agli archeologi, potrà prendere in mano, aprendo le vetrine, i reperti che provengono dalle aree archeologiche di Montegrotto Terme. Tutto per oggi, grazie a Renato Capoi e a Mattia Pizzaia, i nostri registi. Stasera Focus alle 21:15, buona giornata.